Francesco Berton, presidente di Assocamping, com'è la situazione allo stato attuale per quanto riguarda le attività del turismo all'aria aperta? Ma in questo momento continua a esserci forte preoccupazione perché il nostro settore è un settore che indubbiamente è tra i più penalizzati. C'è anche però un clima di speranza, si spera che dopo il 3 di maggio in qualche modo si riesca a ripartire, principalmente per poter continuare quei lavori che abbiamo dovuto interrompere di preparazione delle nostre strutture e per arrivare poi magari a fine maggio e primi di giugno per poter cominciare nuovamente ad accogliere i nostri ospiti. Per noi in questo momento è importantissimo ricominciare le attività interne di manutenzione, di lavoro. Qualcosa si può già fare e speriamo che qualcosa in più si possa, in modo da poterci preparare, perché l'obiettivo è quello di essere operativi e poter accogliere gli ospiti durante l'estate. Quali regole vi attendereste voi dal governo o cosa proporrete? Perché state lavorando anche dei protocolli su questo, giusto? Ma noi come associazioni di categoria, sia locali ma soprattutto quelle regionali e nazionali, stiamo predisponendo delle linee guida, dei protocolli da presentare alle autorità competenti per far presente quelle che sono le nostre caratteristiche. Nel mondo del turismo c'è una diversificazione molto ampia di ricettività. La nostra è caratterizzata da ampi spazi, quindi quello che è il tema del distanziamento sociale, dello spazio tra persona e persona, nel mondo del campeggio, che in realtà è il mondo dei villaggi e dei resort, è già presente, nel senso spazio sia nella spiaggia sia all'interno delle strutture ce n'è molto e l'importante sarà regolarlo. Come attività di turismo plein air all'aria aperta siete abituati a lavorare anche con una clientela per la maggior parte estera. Che tipo di clientela vi aspettate per quest'anno? Quest'anno sarà una sfida, nel senso che la nostra clientela è prevalentemente straniera, Germania e Nord Europa. C'è una parte di italiani che apprezzano il turismo all'aria aperta e adesso dovremo l'obiettivo è anche per quest'anno farlo conoscere ai nostri vicini di casa. C'è una visione un po' classica del campeggio, quelli che sono invece le strutture che noi rappresentiamo sono strutture all'avanguardia, moderne, si parla di hotellerie all'aria aperta, quindi con servizi a 5 stelle, quindi resort e villaggi turistici, quello è il modello che si deve immaginare. Il nostro DNA è l'aria aperta, è il verde, la possibilità di rimanere con tutti gli spazi a disposizione in un ambiente incontaminato come quello della pineta e del fronte mare. A maggior ragione anche per questo motivo voi avete lanciato anche un'iniziativa rivolta al personale sanitario che si chiama A Braccia Aperte. Di cosa si tratta, Berton? È un'iniziativa che coinvolge l'amministrazione comunale di Cavallino Treporti, il parco turistico che è il nostro consorzio di promozione e la nostra categoria, ma anche gli alberghi e gli appartamenti. Noi abbiamo messo a disposizione molte settimane, dobbiamo ancora quantificarle perché le strutture continuano a darci delle disponibilità. Abbiamo messo a disposizione del personale sanitario che si è impegnato in questi mesi nella dura lotta contro il coronavirus di poter trascorrere una vacanza all'aria aperta, in tranquillità, nelle nostre strutture. Adesso appunto stiamo aspettando di capire quando potremo aprire per poter mettere a disposizione queste settimane. Nel frattempo state anche dando comunicazioni di questo attraverso un sito apposito. Sì, c'è proprio il sito www.abbracciaaperte.eu dove è possibile avere delle informazioni e tra poco sarà possibile direttamente prenotare la settimana che si desidera trascorrere. Certo ci sarà un limite nelle disponibilità. Per quanto riguarda invece quello che sta facendo il governo, i provvedimenti che sta prendendo, secondo voi sono sufficienti per poter ripartire o per poter avviarsi a una fase 2 di ripartenza o serve ancora di più? Ma delle misure specifiche per il settore turistico di fatto ancora non ci sono. Noi sicuramente una grande preoccupazione anche per il mondo del lavoro che ci gira attorno, cioè tutti i nostri lavoratori che sono in parte annuali ma per la maggior parte stagionali sono tra le categorie più penalizzate, anche perché in questo momento dovrebbero già lavorare e non lo stanno facendo. Quindi sicuramente un pensiero va a loro e delle richieste specifiche che abbiamo fatto vanno a loro, in modo che ci siano degli ammortizzatori, dei sistemi che garantiscono loro di arrivare alla stagione turistica. E dopodiché bisognerà pensare a quando saranno tirate le somme, sicuramente sarà un'estate difficile che non avrà i numeri degli anni scorsi, ecco che lì bisognerà poi pensare a misure di sostegno del settore. Fino a questo momento
momento il turismo è sempre stato dato per scontato. Adesso ci rendiamo conto quanto importante è per la nostra economia, per il mondo del lavoro e per il tessuto sociale, in particolar modo del nostro Veneto. In questo momento ormai siamo quasi a metà aprile inoltrata, si comincia già a parlare di una fase 2, questo vi dà un po' più di speranza per il futuro? Sì, fino a qualche settimana fa eravamo al buio completo con tantissime incertezze, adesso qualcosa si comincia a vedere, c'è molta più speranza, la speranza ci viene anche dai nostri ospiti che continuano a chiederci informazioni, certo qualcuno cancella, ma ci sono molti ospiti affezionati che ci chiedono informazioni perché vogliono venire in vacanza, quindi noi speriamo a breve di potergli dare informazioni e una data certa per poter frequentare le nostre spiagge e le nostre strutture.